Lunedì 18 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti, in questo caso sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano riguarda la politica in provincia di Belluno, questo è il titolo: alla destra metà consiglio, elezioni provinciali, sistema ponderato penalizza la Lega, Feltre resta fuori, Montagna sottorappresentata, boom dell'Alpago, 3 seggi al centro-sinistra, 2 ai civici, Calligaro di Fratelli d'Italia ammette il rischio dello stallo. Un ottimo risultato per la lista civica, un esito al di sopra delle aspettative per il centro-sinistra e qualche meccanismo da rivedere per il centrodestra che comunque ottiene la metà dei seggi in palio. Finisce con un 5, centrodestra 3, centrosinistra 2 civici. L'elezione del nuovo Consiglio provinciale, Fratelli d'Italia parla apertamente di rischio stallo per il presidente Roberto Padrin, un punto di equilibrio che può aiutare una gestione unitaria. L'approfondimento di Ali Prandi lo troveremo a pagina 12. Purtroppo invece una tragedia è avvenuta in Val Visdende, frustata fatale dopo la rottura di un sostegno, un'altra tragedia in provincia di Belluno. Incidente mortale sul lavoro in un bosco della Val Visdende. A perdere la vita Elvir Saracic, un quarantenne bosniaco che lavorava per un'impresa boschiva austriaca che ieri pomeriggio stava tagliando alberi attaccati dal bostrico. L'incidente è avvenuto alle 14.09 quando il boscaiolo è stato colpito alla testa dal cavo di una teleferica dopo la rottura di un sostegno. L'impatto è stato violento e non gli ha dato scampo. I colleghi hanno subito avvertito il 118 e sul posto è intervenuto anche l'elicottero Falco per l'eventuale trasporto all'ospedale. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso e avvertire il magistrato di turno per la rimozione della salma. Sul posto anche Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Spisal e Carabinieri. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 13. Feltre, lo sfogo della madre, troverò il codardo che ha filmato il corpo di Totò quando qualcuno ha diffuso un video con dettagli macabri sullo schianto. Chi? La procura si è arresa, la madre della vittima no. L'approfondimento di Sosso a pagina 18. E la foto di copertina invece è dedicata al mondo sportivo. Biathlon, vinta la sfera di cristallo, Sappada in festa, Lisa Vitozzi sul tetto del mondo, era il mio sogno di bambina. La coppa di cristallo, quella più importante dopo le 2 di specialità, è nella bacheca di Lisa Vitozzi. Apoteosi a Canmore per la sappadina, a cui è bastato gestire nell'ultima gara. L'approfondimento è da pagina 2 a pagina 23. Il sondaggio del Corriere delle Alpi, meno sci sulla montagna di domani. Io vedo innanzitutto uno scollamento tra domanda e offerta. Gli operatori di settore, in questo caso il turismo montano, dovrebbero domandarsi cosa chiede il mercato e reagire di conseguenza. Purtroppo non sempre accade. Così Massimo Ferruzzi di JFC, autore dell'osservatorio Ski Pass, commenta l'esito del nostro sondaggio online sulla percezione del turismo invernale alla luce della crisi climatica di cui molto si parla. L'approfondimento di Cagnan a pagina 7. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima ci porta a pagina 12, riguarda la politica, in questo caso riferita all'ente provincia. Il centrodestra prende metà consiglio ma festeggiano centrosinistra e civici. Ai leghisti il maggior numero di schede e un solo eletto, Feltre fuori, Montagna sottorappresentata, boom dell'Alpago. Un ottimo risultato per la lista civica, un esito al di sopra delle aspettative per il centro-sinistra e qualche meccanismo da rivedere per il centrodestra che comunque ottiene il maggior numero di consiglieri. Finisce con un 5, centrodestra 3, centro-sinistra 2 civici, l'elezione del nuovo consiglio provinciale e come già alleggiava nell'aria da qualche giorno, le sorprese non sono mancate. A Palazzo Piloni, progetto Dolomiti porta Silvia Calligaro, Marzio Sovilla, Massimo Bortoluzzi, Donatella De Pellegrini, Alberto Peterle. Futura centro-sinistra
centrodestra bellunese vede eletti Simone Deola, Cindy Manusci e Mario De Bon, mentre per Obiettivo Provincia ci sono Vanessa De Franceschi e Matilde Viecili. Il centrodestra ottiene 241 voti assoluti e 41.239 voti ponderati, il centrosinistra 119 voti assoluti e 24.079 ponderati e i civici 119 assoluti e 19.194 ponderati. Nell'analisi del voto, Progetto Dolomiti ammette la sua delusione, a Palazzo Piloni c'è uno stallo 5-5 e questo complica le cose. Caligaro di Fratelli d'Italia, ci aspettavamo 6 seggi, qualcosa è andato storto. Questo l'approfondimento a firma di Irene Aliprandi che vi aspetta a pagina 12. E a pagina 13 invece la tragedia avvenuta in Val Visdende, tragedia sul lavoro, salta il sostegno, la teleferica è una frusta, boscaiolo colpito e ucciso dalla fune, lavorava per una ditta incaricata di rimuovere i tronchi infestati dal bostrico, aveva 40 anni, alloggiava a Santo Stefano. Un supporto di ancoraggio della teleferica che cede, la fune di acciaio che si sgancia colpendo a morte un operaio, tragedia in Val Visdende dove ha perso la vita un lavoratore bosniaco di 40 anni, Elvir Saranic, che stava eseguendo dei lavori boschivi per una ditta austriaca in località Val della Chiesa in comune di Santo Stefano. L'infortunio mortale è avvenuto intorno alle 14 di ieri, immediata la chiamata al 118 da parte degli altri 2 operai che stavano lavorando con il quarantenne. Sul posto sono arrivati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, i volontari del soccorso alpino della Val Comelico, quelli della Guardia di Finanza e i carabinieri della stazione di Santo Stefano. Purtroppo per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. I 3 operai, tutti di nazionalità bosniaca, erano a lavoro su un cantiere forestale in un'area colpita dal bostrico dopo l'arrivo della tempesta Vaia del 2018. L'attività in questa parte del bosco era iniziata da qualche giorno. I tronchi degli alberi tagliati e recuperati venivano movimentati da una teleferica. Secondo la ricostruzione dei tecnici Spisal, sotto la teleferica c'erano Sarajcic che manovrava la teleferica con un telecomando, il fratello che era intento a tagliare i tronchi, in alto c'era un altro operaio addetto al processore che toglie i rami e lavora i tronchi. All'improvviso, per cause che sono al vaglio proprio dei tecnici dello Spisal, un supporto di ancoraggio della teleferica ha ceduto e Sarajcic è stato colpito al capo dalla fune di acciaio portante che, come una frustata, lo ha decapitato. Il fratello che era accanto non si è accorto di nulla al momento, ma dopo poco ha visto il fratello riverso a terra e ha chiamato l'altro compagno. Nel frattempo è arrivato anche un altro operaio che era a valle. I testimoni sentiti fino a notte dai carabinieri, in squadra anche il fratello sotto shock per l'incidente, sotto shock il fratello di Elvir Sarajcic, sotto i cui occhi è avvenuta la tragedia. I soccorritori giunti sul posto hanno trovato il fratello della vittima completamente sotto shock, ammutolito, incapace ancora di rendersi conto di quanto accaduto. Negli occhi un'immagine che sicuramente non potrà mai più dimenticare. I 2 da 6 anni lavoravano per la ditta boschiva austriaca in vari cantieri e da qualche giorno avevano iniziato il lavoro in Val Visdende. C'è già l'essere lontano da casa per lavoro è una cosa difficile, ma rimetterci la vita è ancora più insopportabile e inammissibile. Voltiamo pagina, siamo a pagina 14, penne nere, campo scuola avanzato a TAI per i futuri alpini volontari, diverse novità annunciate all'assemblea dei delegati della sezione Anacadore. Il direttivo nazionale sarà presente al pellegrinaggio al Passo della Sentinella. Borgo Valbelluna, la musica è il filo rosso del nuovo film di Usardi, il regista cerca attori. E continuiamo con pagina 15, offerte di lavoro cresciute dell'11%, l'industria torna ad assumere. Il punto di Veneto Lavoro, Belluno provincia sotto i riflettori, Confindustria, il settore del freddo riparte. L'articolo a firma di Francesco Dalmas. La Epta Costan sta selezionando i lavoratori in ricollocazione dell'ex ACC, per il momento ne ha assunti 3, ma altri sono in fila, ben 65 gli ex dipendenti della fabbrica di compressori che stanno partecipando ai corsi di formazione per possibili ingressi in settori diversi. L'EPTA ha iniziato l'anno con oltre una trentina di nuovi inserimenti per arrivare presto a 40. Osservatorio San Vincenzo, la povertà in aumento soprattutto tra gli stranieri, l'associazione dà un sostegno concreto con la spesa e le bollette. La Presidente: bisogna intercettare i bisogni nascosti per pudore. E a pagina 16 la tradizionale fiera bellunese, Sagra dei Fisciot, festa di popolo ma meno gente degli altri anni. Odori, sapori e colori hanno riempito il centro storico di Belluno, commercianti soddisfatti, spazio anche ai banchi del volontariato, la statua della Madonna tra 2 ali di folla, come si può vedere da questo scatto che rappresenta appunto un momento della processione religiosa.
In Agordino invece la Vecchia Popa fa la lista per Agordo, assessori le maschere del carnevale, il testamento prima del tradizionale rogo batte su opere incompiute e politiche culturali al palo. Il convegno Il cambiamento climatico spinge a riabilitare le montagne, l'analisi commissionata da Confindustria, 2/3 dei cittadini ci fa un pensiero. Oggi il convegno con la presentazione del sondaggio di Quorum You Trend e l'approfondimento vi aspetta a pagina 17. Da Falcade pausa per Don Piccolina, l'annuncio del vescovo. Carissimi, Don Andrea ha concordato con il vescovo un periodo sabbatico lontano dagli impegni pastorali. Rispettiamo questa volontà con delicatezza e sensibilità, preghiamo per lui e speriamo in una rapida ripresa. È l'annuncio dato dal vescovo Renato Marangoni sabato e ieri nelle chiese di Falcade e Caviola. Don Andrea Piccolina è parroco nell'altra valle del Bius dal 2019. Sabato è stato lo stesso vescovo a celebrare la messa di ieri e ieri è salito Don Davide Fiocco, che forse rimarrà anche per la settimana santa. Sorpresa nelle sue comunità, dove il parroco è apprezzato per la dinamica vita pastorale che ha avviato, coinvolgendo i giovani e restando vicino agli anziani. Notizie da Feltre, pagina 18, il video della vergogna non ha un regista, la mamma di Totò troverò il codardo. Dopo lo schianto mortale del 16 novembre 2022, un automobilista aveva girato un filmato con dettagli macabri sulla salma di Salvatore Stefani. E un'intervista a firma di Gigi Sosso è presente a pagina 18. Siamo a pagina 19, cura del territorio, giornate ecologiche a Quero e San Gregorio, tra la vegetazione anche un motorino, fine settimana di impegno per quasi 150 volontari, a bordo strada sacchetti gettati direttamente dai finestrini. Altre notizie brevi dal Feltrino all'autoparco tra sgasate e derapate, festa per i motociclisti, notizia che ci porta a Feltre. Fonzaso, venerdì all'ex Inapli l'assemblea della Proloco, Pedavena, oltre 300 alla camminata per ricordare Di Giacometti. Ottima riuscita per l'iniziativa, giunta alla seconda edizione, 2 i percorsi preparati dalle Aquile Bianche con l'aiuto della Proloco. Dalla rubrica Cultura e Società, la storia era il 1993, Battiato scelse il coro di Este per dare voce alla sua messa arcaica. L'opera sarà riproposta il 16 maggio in Duomo a Milano, storia di un incontro straordinario di cui resta una preziosa incisione. E adesso lo sport bellunese, incominciamo con la pallavolo Serie 3 maschile, Belluno a Valenza 3 punti e una certezza, vantaggio del campo nel primo turno playoff. L'acquiterme dell'ex Graziani non impensierisce, ma i rinoceronti che nel finale possono dare ampio spazio alla panchina. 0-3 il risultato finale. Biathlon alla Coppa del Mondo, Vitozzi, World Cup, la Sappadina vince la Coppa, basta il 21esimo posto nella Mass Start, era il mio sogno fin da piccola e sono riuscita a realizzarlo. 1091 i punti conquistati dalla Carabiniera, dietro Jean Monod e Tandrevold. E ancora dallo sport, ancora biathlon, ancora Lisa Vitozzi. Lisa, noi tifiamo solo Lisa, dopo la sofferenza esplode la gioia ovviamente della comunità di Sappada. Sempre dallo sport bellunese, Serie C femminile, si parla ancora di pallavolo, Colombo alle ali, ma Long Click vola. Il De Mas si conferma il fortino delle bellunesi che lasciano un set ma restano in corsa per i playoff. 3-1 il risultato finale. Per la Serie D femminile, Legnano SB Volley 3-1 il risultato finale. E continuiamo con le notizie che riguardano lo sport bellunese, ancora pallavolo, Serie D femminile, Limana un 3-0 autoritario, punti vitali in chiave salvezza. Calcio di Serie D, Freccia delle Dolomiti, la squadra di Zanini corre come un treno, Alcides ambiziosi. Il difensore bellunese sta vivendo un grande momento con la squadra, blindiamo secondo posto e playoff, poi penseremo alla capolista. Calcio di eccellenza, Cavarzano, pari da Sapore di Sale, un pari tra Città di Caorle e Cavarzano. E altri risultati per il calcio di promozione, 0-0 tra Alpago Union Pro, 0-0 tra Villorba Longarone Alpina. 2-1 tra Borgo Valbelluna Caerano e continuiamo con il calcio di prima categoria, altri risultati 1-1 tra Lentiai Vazzola. Calcio di seconda categoria 1-0 tra Cordignano Comelico, 1-1 tra Ponte Alpi Castion, 2-3 tra Arsie Juventina Mugnai, 0-0 tra Nogre Pedavena, 1-0 tra Sospirolese Fulgorfarra, 3-2 tra Sarme de Sois, 1-3 tra Plavis Itlas Santa Giustina. Per la terza categoria 2-2 Alpes Cesio Domegge, 1-0 tra Gemelle e Lamonese, 2-0 tra San Vittore a Gordina, 2-1 tra Fortogna Tambre, 2-3 tra Piave Dinamo, 0-1 tra Cadore e Valzoldana.
I campionati CSI, incominciamo con il girone Open, 0-0 tra Belluno Calcio Arse Vignui, 4-0 tra San Vittore e Cantine Riunite, 2-1 tra Sedico Chies, 2-1 tra Sovramonte e Cral Farrese, 1-0 tra Team Stramal Leville, 1-1 tra Virtus Nemeggio Sottocastello, 2-0 tra Plavis Farrentina. E ancora girone over, 3-0 tra Barla Sosta La Valle, 0-1 tra Buona Tavola Team Stramal, 1-0 tra Niccia Danta, 2-4 tra Plavis Veterani Domegge, 1-1 tra Willis-Bar e Cavarzano. Sempre dal calcio giovanile, under 19, 1-3 tra Cavarzano Giulia Sagittaria, 3-1 tra Alpago Cappella Fregona, 0-1 tra Marino Ponte Alpi e 4-1 tra Limana Liventina. Per gli under 19 femminile A, 0-0 tra Dolomiti Bellunesi e Isera. Ancora calcio giovanile, under 17, 1-1 tra Dolomiti Bellunesi Villorba, 2-1 tra Vedelago Cavarzano, 0-1 tra Liventina o Pitergina e Alpago, 2-3 tra Portomansue e Juventina Mugnai. Under 16, 0-3 tra Dolomiti Bellunesi Vittorio Falmec, under 15, 0-2 tra Caorle La Salute Dolomiti Bellunesi, under 15 ancora regionali girone D, 2-0 tra Cavarzano Istrana, 5-0 tra Alpago Union QDP, under 14 regionali C, 3-2 tra Sandonà e Dolomiti Bellunesi. Sci alpino, le finali del 46esimo GP Lattebus, che troverete tutti i risultati con le classifiche. Cortina il giorno del trionfo, podio per 18 e Druscé, Baby 4 ori bellunesi. E ancora continuiamo con lo scherma, regionali e Coppa Primavera in 550 in passerella alla SPES, la soddisfazione di Giovanni Sovilla, presidente della Scherma Dolomiti. Organizzare un evento del genere è impegnativo, ringrazio tutti i volontari. Rugby Serie B, Feltre pratica Botticino e Vasa senza soffrire, 45-19 il risultato finale. Basket DR1 fase bronzo, Cipolato e Mattiello super, il Feltre abbatte l'Alvisiana. E ancora Vittorio Veneto, Bamussa prima di Sirbu, la maratonina parla bellunese. Nella gara femminile ottimo secondo posto per Martina Brustolon del Longarone, nella top 10 anche Lotufia Gordina e la De Simoi Ana Feltre, entrambi nodi. Prove multiple, trofeo delle province, Bordina il migliore dei bellunesi, rappresentativa al 7° posto. Ok, gara 1 della finale scudetto, Zoldo ingiocabili le Eagles, ma sperare non costa nulla. Podismo, la Sedicoran fa grazie a Emanuela Bulfe i più veloci sui 10 km lungo le antiche rogge. E ancora terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo poco parzialmente nuvoloso, in pianura per nuvolosità stratiforme con probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde, in montagna per annuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.